il vice capo Vittorio Rizzi ad Agrigento per presentare un libro. In arrivo per gli agrigentini una pioggia di PEC. A Lampedusa sbarcati altri 290. Ancora proteste contro l'installazione di un'antenna. La grande beffa per l'Italia Under 21, punita dall'arbitro. Buongiorno da TVA Notizie. Il vice capo della Polizia di Stato, Vittorio Rizzi, presenta ad Agrigento il libro Investigare 5.0, il servizio di apertura. Questo è un libro che affronta i temi della criminologia, ma soprattutto della criminalistica, quindi quello che possono offrire le scienze forense al giorno d'oggi. È un po' una ricostruzione di quello che c'era nel passato, ma soprattutto di quello che oggi la investigazione scientifica e tecnica mettono a disposizione per contrastare adeguatamente la criminalità. Che cosa è cambiato negli anni appunto per quanto riguarda l'investigazione? Io direi che il secolo che noi viviamo è il secolo della rivoluzione copernicana, perché è il secolo nel quale si è passati dall'era analogica all'era digitale. Questo significa che c'è stata una rivoluzione totale. Quando entrai in polizia 35 anni fa non c'erano i telefoni cellulari e non c'erano i computer. Oggi esiste il mondo del virtuale, esiste un mondo nel quale si commette il 64% dei crimini, quindi quando 35 anni fa entrai in polizia c'erano reati che oggi sono archeologia criminale, penso ai sequestri di persona a scopo di estorsione, oggi si chiamano ransomware, e quindi già questo dà l'idea di un mondo che è completamente trasformato sia sotto il profilo della grande criminalità sia sotto il profilo del contrasto. È diventato tutto più facile? Tutto molto più complicato. Oggi seguire le scie digitali è molto più complicato che seguire fisicamente una persona. Oggi i criminali non usano più i pizzini ma usano le piattaforme criptate e quindi l'investigazione è diventata una sfida tecnologica molto complessa. Ma in questo libro si parla anche di Empedocle, perché in qualche modo, parlando dei crimini dell'odio, si parla anche di Empedocle, che è figlio di questa terra e che è stato il primo a parlare dell'odio, e per una strana combinazione del destino in questo libro si parla della teoria di Empedocle sull'odio e sull'amore, e quindi è un po' ritornare a casa. È un libro sulla investigazione, sul mondo della investigazione, sulla investigazione vera, non quella rappresentata dai media o in televisione o dai film. È un libro curato dal vice capo della polizia, direttore della polizia criminale Vittorio Rizzi, che poi stasera è qua con noi per presentarlo, dalla professoressa Giannini, preside di psicologia della facoltà della Sapienza di Roma, e all'interno ci sono i contributi in ogni parte delle scienze criminali dei maggiori o tra i maggiori esperti di ogni settore, dalla biologia forense alla dattiloscopia, dalla psicologia forense alla chimica, insomma, tutti gli aspetti che vengono scandagliati nel mondo investigativo, e tutte perché ormai sono tutte scienze al servizio dell'investigazione di una ricostruzione della realtà per come si è verificata, tutte tendenti a mettere in ordine logico, cronologico, il più possibile vicino al reale e ricostruire il reale. Tant'è, probabilmente il prefetto Rizzi ne accennerà, che una delle strutture di cui si è dotata la Polizia di Stato è il teatro virtuale, che è una sorta di luogo dove vengono riprodotte l'accesso, il sopralluogo, il primo sopralluogo di polizia scientifica, e con dei visori particolari, e all'interno di questo ambiente i giudici, coloro che poi dovranno occuparsi del giudizio, così come in fase investigativa invece il pubblico ministero, il giudice delle indagini preliminari, l'eventuale avvocato,
possono visionare materialmente, aprire i cassetti di una stanza, visionare esattamente come si è presentata la scena del crimine nel momento in cui si è fatto il sopralluogo, così come possono essere ricostruite sulla base delle notizie nel teatro virtuale alcune scene come possono essersi verificate. Pioggia di PEC per gli agrigentini, ovviamente parliamo di tasse da pagare. Margherita Trupiano. Più cartelle esattoriali per tutti, un'amministrazione comunale che si adopera perché i propri cittadini possano vivere nell'essenzialità, che sviluppino la temperanza e siano vocati al risparmio. Non possiamo che affermare che chi ci amministra abbia sempre un pensiero per noi agrigentini, una missiva o meglio una raccomandata che ci ricorda che Matrigna Amministrazione è pronta all'inflessibilità della ricerca e riscossione di tasse e balzelli valutati con il bilancino di precisione che invece ripone quando bisogna erogare i servizi ai cittadini. E con questo non vogliamo dire che le tasse non vadano pagate, anzi, ma dietro un corrispettivo, esoso peraltro, deve esserci l'erogazione di un servizio adeguato, cosa che non accade. Continuano ad arrivare ai cittadini a suon di PEC cartelle esattoriali relative agli anni passati in ordine a tasse non pagate o non esattamente liquidate dagli utenti. Arrivano non tenendo conto del fatto che il tessuto socio-economico della città è quello delle classifiche che ci relegano agli ultimi posti delle graduatorie per tutto. E tutto questo fatto con la determinazione di chi se ne frega delle condizioni degli agrigentini e ha pure rifiutato di aiutarli aderendo alla rottamazione, giustificando la decisione come un'operazione morale che incentiverebbe gli evasori, non tenendo conto che un'operazione veramente morale doveva considerare il fatto che tanti non sono in condizione di pagare quelle cifre e pertanto erano in attesa di mettersi in regola tramite la rottamazione. Cittadini delusi e vessati che chissà che non facciano appello a quella sciasciana memoria che diceva ce ne ricorderemo. Migranti a Lampedusa, 200 nuovi arrivi. Arturo Cantella. Sono 290 i migranti che con 8 imbarcazioni sono arrivati ieri sera tra le 22 e mezzanotte nell'isola di Lampedusa, 18 con un totale di 650 persone circa. Gli approdi di ieri nell'arco di 24 ore. Nella tarda serata sempre di ieri non ci sono stati soltanto soccorsi in mare aperto, ma anche rintracci sulla terraferma, 51 per l'esattezza, tra cui una donna. Sono stati bloccati dai carabinieri sulla costa di Mare Morto, sequestrato il natante di 8 metri, partito dalla Libia, usato per la traversata. Sulle varie carrette soccorso al largo c'erano 19 persone, 38, 43 e 47, tra i quali 4 tra i sopravvissuti a un ennesimo naufragio, ripescati da 43 migranti che erano in viaggio verso Lampedusa. Tutti i 290 migranti hanno dichiarato di essere originari della Tunisia, del Mali, Costa d'Avorio, Senegal, Guinea, Gambia, Burkina Faso e Camerun. E sempre in tema di immigrazione, per contrastare i traffici illeciti di migranti nell'ambito del progetto Support to Integrated Border and Immigration in Libia, SIBMIL, dell'Unione Europea, sono state consegnate ieri presso l'Arsenale Militare di Messina 2 unità navali, classe Currubia, alla delegazione tecnica della Guardia Costiera libica. Le 2 imbarcazioni, dopo le operazioni di rimessa in efficienza da parte delle maestranze dell'Agenzia Industria e Difesa, rientrano nell'intesa tecnica stipulata tra il Ministero dell'Interno, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale Immigrazione e della Polizia delle Frontiere e l'Agenzia Industria e Difesa. Le motovedette rientrano nell'ambito del progetto europeo SIBMIL e saranno al centro e di controllo delle frontiere, consentendo così alla Guardia Costiera libica di supportare le operazioni europee di messa in sicurezza delle acque del Mar Mediterraneo. A Naro continua la protesta contro l'installazione di un'antenna di telefonia della Wind 3. Vediamo. Il Comitato Cittadino di Via Verga a Naro si è riunito in assemblea ieri sera per discutere sulla situazione riguardante l'installazione dell'antenna Wind 3
telefoniche in via Giovanni Verga. In seguito all'ordinanza di temporanea sospensione dei lavori di installazione emessa dal sindaco del comune di Naro il 13 giugno 23, il comitato richiede l'adozione di un apposito provvedimento di sospensione da parte dell'ufficio tecnico del comune, come già hanno fatto altri sindaci nei comuni siciliani. Monta sempre di più la protesta, ogni giorno arrivano nuove adesioni al comitato che ha raggiunto le 500 unità coinvolte. Il comitato di Naro ritiene che il provvedimento tacito di autorizzazione all'installazione dell'antenna sia illegittimo, non conforme alle prescrizioni del regolamento comunale per la pianificazione e la gestione degli impianti di telefonia mobile del comune di Naro. Inoltre, l'immobile sulla quale è prevista l'installazione dell'antenna si trova in una zona ad alta densità demografica, vicino a diverse scuole e strutture sanitarie come la RSA di San Calogero, il che rappresenta un rischio per la salute dei cittadini e il sindaco potrà intervenire a salvaguardia della salute perché rappresenta un grande rischio adottando una sospensione cautelare. Il comitato è convocato per la mattina di lunedì 26 giugno prossimo in attesa di un provvedimento da parte delle autorità comunali. Il comitato cittadino di Naro contro l'antenna si ripromette di adottare ogni opportuna e clamorosa iniziativa di protesta che coinvolga tutta la cittadinanza narese, gli organi di stampa, i social, i media locali e nazionali per difendere la salute della cittadinanza narese. Se lunedì non ci saranno prese di posizioni da parte del sindaco, si è deciso di richiedere un incontro alla prefettura di Agrigento in persona diretta del prefetto. Parcheggio dell'ospedale San Giovanni di Dio a pagamento. La proposta è dei vertici dell'ASP, tra cui il commissario Mario Zappia, e crescono le prese di posizione da parte della politica locale. È di oggi l'intervento del consigliere comunale Simone Gramaglia, secondo il quale la direzione dell'ospedale dovrebbe occuparsi piuttosto di migliorare i servizi di accoglienza per i pazienti. Gramaglia ricorda che è compito del sindaco eventualmente decidere di istituire parcheggi a pagamento. Staremo a vedere gli sviluppi della vicenda. Incontro all'Ars su sport e diversibilità a cura del team Sicilia di Special Olympic Italia. Oggi un bel convegno da parte di Special Olympics Sicilia. A volte ci chiediamo, costa più includere o escludere? Assolutamente includere. Dobbiamo continuare e con forza, soprattutto in Sicilia, ad includere le diversità. E Special Olympics è sicuramente un qualcosa di peculiare, di unico, che permette a tantissimi giovani e meno giovani, con diversità rispetto al normale, di poter fare attività sportiva, di poter fare tantissime attività che permettono loro di sentirsi parte, di essere siciliani e di vivere bene in Sicilia. È un momento di incontro qui alla Regione per stimolare tutte le province affinché si possa creare le condizioni di fare lo sport unificato per includere i soggetti con disabilità intellettiva nella società. È un progetto che mira a crescere in questi 2 anni per creare uno staff regionale pronto a poter ospitare i Giochi del Mediterraneo nel 2026. Quindi è un momento importante di crescita culturale e sociale nel nostro territorio. CEFEL Archeologia Pubblica, cerimonia di conclusione del relativo progetto a Villa Genuardi. Arturo Cantella. Parliamo di questa iniziativa, oggi ultima giornata del progetto CEFEL, si arriva alle conclusioni anche con la presentazione della start-up che ha vinto. È una giornata importante perché vede finalmente presentare alla comunità accademica e anche civica i risultati di questo progetto a cui teniamo moltissimo, il progetto CEFEL, che è frutto di una serie di relazioni che il Polo Universitario di Agrigento nel tempo ha trattenuto con la Tunisia, con i ricercatori tunisini,
e con tutte le autorità locali significative per quanto riguarda i rapporti con l'archeologia pubblica. Credo che sia un momento in cui il polo universitario celebra effettivamente questi rapporti internazionali legati al Mediterraneo che sono parte sostanziale della missione dell'Università d'Agrigento. E oggi si sancisce effettivamente questo rapporto e assolutamente si presentano alla comunità dei progetti che fanno capire che alla fine la ricerca scientifica universitaria produce dei risultati che sono assolutamente dentro la ricerca ma che fanno crescere il territorio e le aspettative locali per quanto riguarda il patrimonio, i beni culturali e l'archeologia. Questa iniziativa rappresenta la cerimonia di conclusione delle attività didattiche del progetto per quanto riguarda tutte le attività che sono coordinate dall'Università di Palermo, con la consegna degli attestati di frequenza ai corsisti presenti. A conclusione di questo progetto si è posto l'obiettivo di creare una start-up. Io e il mio gruppo abbiamo deciso di incentrarla sull'archeologia pubblica, il concetto di archeologia pubblica come strumento per educazione e formazione. In particolare pensiamo di creare delle piattaforme digitali, un sito e un'app che vadano a sostegno della comunità e del visitatore autonomo per approfondire la scoperta del territorio. In particolare ovviamente di tutti quei parchi archeologici, siti, monumenti, musei che magari sono poco visitati. Ecco, tendiamo a valorizzare quel che ancora non è abbastanza valorizzato. Quindi non solo Agrigento allora? Non solo Agrigento, il progetto per come è impostato può essere applicato ad ogni territorio, infatti inizialmente l'avevamo pensato su Palermo, adesso su Agrigento in virtù della collaborazione con il progetto CEFEL, ma anche su vari altri territori dipendentemente dal bisogno. Assolutamente, sono uno dei soci partecipanti al progetto CEFEL, non ho vinto col mio gruppo sfortunatamente, ma abbiamo presentato un'idea per agevolare i turisti nel loro percorso durante la visita archeologica, per esempio delle attività da dedicare ai bambini che magari sono coloro che si annoiano, se vogliamo, forse se non sono come dire, stimolati nella visita possono anche non prestare molta attenzione, e anche per i turisti che vengono da fuori ancora con i bagagli, quindi un deposito per lasciare i propri bagagli, quindi rendere la visita più tranquilla e fruibile possibile con meno stress. Ma la nostra idea sfortunatamente non ha vinto, però non demordiamo, ne faremo una migliore magari per il prossimo anno quando riparteciperemo al progetto. Io sono particolarmente soddisfatto per quello che si sta realizzando oggi e non solo oggi, per due motivi. Sul piano personale, per il lavoro che è stato profuso nella direzione della incentivazione dei rapporti fra Italia e Tunisia e più ancora fra il Consorzio Universitario di Agrigento e le autorità tunisine, ma anche e principalmente perché il Consorzio Universitario, che è il soggetto capofila, ha coordinato questa attività con i partner italiani, il Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi e l'Università degli Studi di Palermo, il Polo Territoriale di Agrigento e i partner tunisini, ottenendo dei risultati eccellenti, sia sul piano del rafforzamento dei rapporti, sia sul piano del risultato che noi volevamo ottenere, cioè quello di colmare un gap particolarmente pesante che si riscontra nella gestione dell'archeologia pubblica e di tutto quello che è collegato, perché abbiamo riscontrato che i processi formativi per le figure professionali che stanno all'interno degli enti gestori delle risorse archeologiche, delle imprese e anche dei centri di formazione non hanno quella competenza specifica, anche perché non esistono dei corsi specifici. Con questo progetto, che rappresenta l'ideale continuità con dei progetti già precedentemente portati a termine con la Tunisia, ha già colmato il gap sul fronte formativo e oggi vengono rilasciati gli attestati a coloro i quali hanno sacrificato buona parte del loro tempo per acquisire queste conoscenze e quindi poterle sfruttare anche sul fronte
occupazionale, ma ci sono anche altri risultati estremamente importanti come la costituzione di una start-up costituita da giovani che potrà utilizzare questa particolare occasione non solo per svolgere attività all'interno della realtà italiana, ma anche per inserirsi in un contesto internazionale che non è soltanto transfrontaliero. Quindi grande soddisfazione da soggetto capofila, da ente capofila. Evidentemente il Consorzio non può che complimentarsi per il risultato ottenuto e ringraziare sentitamente i partner che sono stati all'altezza del compito loro assegnato. Tra sacro e profano domani verrà ricordato San Giovanni, al quale è legata la leggenda dell'acqua, raccontata anche nel libro Sogni blu di Maria Concetta De Marco, il servizio di Margherita Trupiano. Tra poche ore sarà la notte di San Giovanni, quella in cui, ci racconta la scrittrice Maria Concetta De Marco nel suo libro Sogni blu, l'impossibile diventa possibile e accadono meraviglie. Tutto questo nella consueta, affascinante commistione tra sacro e profano che segna la tradizione di un intero popolo da nord a sud, che è certamente perpetuata da credenze popolari che non hanno alcun fondamento scientifico, ma che permette concretamente di respirare profumi di natura e di buono, rivolgere uno sguardo al cielo stellato e alla purezza della rugiada. Ma andiamo con ordine. È la tradizione dell'acqua di San Giovanni, quella che il libro della De Marco ripercorre con consueta dovizia di particolari, riproponendo i suoi ricordi di bambina, che va preparata secondo un preciso rituale. Nel pomeriggio che la precede bisogna, e sono parole sue, raccogliere una ciotola piena d'acqua e una misticanza di erbe e fiori dal profumo intenso. La scodella così preparata va posta su un balcone unitamente ad un pugno di monetine immerse nella stessa e poi va tenuta esposta sotto il cielo e le stelle nel corso dell'intera nottata. La consuetudine narra infatti che nelle ore che intercorrono nel passaggio dal 23 giugno al 24 giugno, festa di San Giovanni, la rugiada degli dei possa donare particolare vigore alle piante e ai fiori contenuti nella ciotola, generando un'acqua della fortuna, come riferisce il libro Sogni blu. Si narra che, preparata nel modo opportuno, porterebbe prosperità e avrebbe anche capacità benefiche e curative, proteggendo da malattie e portando non solo buona salute ma anche amore. Un'acqua dunque che non va bevuta ma usata per lavare il viso in una sorta, lo afferma bene la scrittrice, di rituale propiziatorio e di purificazione, mentre le monete, ci dice ancora, non vanno spese ma conservate per generare nel tempo ricchezza. E buon San Giovanni a tutti! Acqua e architettura, lezione di Franco Purini al Museo di Agrigento. Arturo Cantella. Una lectio magistralis si è svolta ieri al Museo di Agrigento con Franco Purini, architetto, sul tema acqua e architettura, organizzato dall'Ordine degli Architetti di Agrigento. Franco Purini è uno fra i principali esponenti del neoreazionalismo italiano, in particolare della cosiddetta architettura disegnata. Attraverso i suoi scritti e i suoi disegni ha notevolmente influenzato l'architettura internazionale. Oggi abbiamo il piacere e l'onore di ospitare un grande dell'architettura degli ultimi 50 anni dell'architettura italiana, Franco Purini, che conosciamo bene qui in Sicilia perché ha progettato una serie di opere in occasione della ricostruzione della città di Gibellina e di altri centri urbani distrutti dal terremoto che nel 68 ha colpito il Belice. Ricordiamo ad esempio il sistema delle tre piazze di Gibellina, ricordiamo la casa del farmacista, la casa Pirrello, ricordiamo il progetto del quartiere Zen di Palermo, che è stato concepito con un altro grande dell'architettura, Vittorio Gregotti. E nell'ultimo numero della nostra rivista abbiamo avuto l'onore di ospitare un articolo del professore Purini proprio sul tema del rapporto tra acqua e architettura, che poi è il tema fondamentale della giornata di oggi. Diciamo che il professore Purini durante la sua brillante carriera ha ricevuto una serie di premi e di riconoscimenti, tra i quali ricordiamo i più importanti, quello della Biennale di Venezia del 1985, il Leone di Pietra,
è quello del premio INARC 91-92. A questi grandi premi, a questi riconoscimenti, oggi si unisce anche il premio della Matita d'Oro 2023, che premio che è stato istituito dal nostro ordine proprio per celebrare il centenario della fondazione degli ordini professionali degli architetti e degli ingegneri. Quindi ricordiamo che gli ordini sono stati costituiti con il Regio Decreto 1537 del 24 giugno 1923, quindi in questi giorni ricorre proprio il centenario. Siamo veramente lieti e onorati di offrire questo premio a un rappresentante, a uno dei più noti rappresentanti dell'architettura razionalista italiana, proprio in questo momento in cui la nostra città di Agrigento è proiettata nel ruolo di città capitale per la cultura 2025, e devo dire che già dalla Lezio Magistralis che sta venendo fuori oggi stiamo carpendo nuovi stimoli, nuovi input che possono essere utili anche per gestire la fase in cui la città di Agrigento si avvicina al 2025, anno in cui dovrà svolgere il ruolo di capitale italiana per la cultura. È sempre molto interessante partecipare a questi incontri in cui dal punto di vista culturale c'è sicuramente un arricchimento, però in modo specifico far partecipare ad un incontro che riguarda l'architettura rivolto agli architetti e professionisti della provincia credo che sia molto interessante, perché si coniuga l'aspetto professionale, rigoroso che ciascun professionista ha, con un altro aspetto secondo me assolutamente importante, che è quello della ricerca. Io credo che ciascuno, colui che opera nel territorio per la sua trasformazione, che tende alla bellezza verso le proprie città, gli spazi urbani, il proprio paesaggio, debba sempre mettersi in discussione e arricchire sempre la propria conoscenza. Quindi l'idea dell'architetto ricercatore, che è sempre aperto a nuove dinamiche culturali e mette sempre in discussione le proprie idee e il proprio modo di progettare, credo che sia veramente molto interessante. In questo l'Ordine, devo dire, che sta facendo molto, e l'Università darà sempre un contributo affinché questa ricerca continua dell'architetto professionista possa avvenire nel miglior modo possibile. Oggi l'Ordine di Agrigento le conferisce anche la Matita d'Oro, un riconoscimento alla sua carriera. Guardi, non sapevo nulla e quindi mi fa molto piacere sapere di questo dono che mi dà l'Ordine degli Architetti di Agrigento, al quale, lo dirò prima di dirlo fra un po', sono molto grato. Per un architetto ricevere un dono come questo, un premio come questo, che significa che si è lavorati ad esempio nel proprio mestiere con una volontà di trasformarlo sempre di più in qualcosa di ancora più utile a noi esseri umani, non può che gratificarci. Agrigento è candidata, anzi è capitale italiana della cultura per il 2025, un'occasione importante. Come la legge questa opportunità? È molto più che importante, perché essendo una città straordinaria ha però nei confronti dell'architettura contemporanea una posizione, non dico subalterna, ma abbastanza distante da quelli che sono i luoghi più più evidenti di ragionamento sull'architettura, sul suo futuro. Quindi è per Agrigento una splendida occasione per prendere un ruolo trainante che oggi l'architettura siciliana nel suo complesso non ha, perché occupano una posizione di architettura secondaria, mentre questo momento che la città affronterà potrà essere anche il momento in cui la tradizione straordinaria di architettura che c'è in Sicilia e in particolare ad Agrigento potrebbe essere il traino verso una nuova visione del nuovo, cioè di ciò che potrà succedere nel futuro. Tutto ciò che noi possiamo pensare sul futuro non può non venire da un'analisi del passato, altrimenti non avrebbe senso, e quindi più ricchezza del passato in una città come questa non c'è. Quindi può fare molto Agrigento per rinnovare il dibattito sull'architettura contemporanea nel momento in cui
l'architettura della globalizzazione che per 30 anni ha governato il mondo sta esaurendo la sua energia. Siamo in un momento di grande emergenza educativa e ricevere un riconoscimento per la ricerca sul mondo degli adolescenti, dell'infanzia, dei preadolescenti e il loro rapporto con le nuove tecnologie è sicuramente qualcosa che premia l'impegno e la costanza. Di questo sono molto grato al dottor Giuseppe Raffa, pedagogista, persona impegnata in questa battaglia contro le devianze della rete, contro il cyberbullismo, contro tutto quello che può fare del male ai nostri ragazzi e ai nostri bambini, mi rende particolarmente felice. Quindi sono contento di ritirare questo riconoscimento domenica 25 giugno perché è un riconoscimento all'impegno, un impegno sociale di cui tutti abbiamo bisogno per cambiare la nostra società, per recuperare un nuovo umanesimo, per scrivere pagine nuove che possano essere a beneficio dei nostri ragazzi. Sapere che per una challenge, per una sfida, perde la vita un bimbo di 5 anni, sapere che ci sono situazioni incredibili e indescrivibili che accadono sulla rete ogni giorno, sapere che i reati legati alle devianze sulla rete sono aumentati a dismisura, tutto questo ci spinge a continuare la ricerca, a continuare questa battaglia, a incontrare i ragazzi, a incontrare le famiglie, a lavorare tutti insieme per mettere a disposizione tutto quello che riusciamo a sapere dalla ricerca e farlo diventare patrimonio comune. Grazie davvero a questo riconoscimento al comitato Ciccio Raffa per voler valorizzare in questo momento molto difficile una figura straordinaria che è quella dell'educatore, che è quella del docente, che è quella dell'insegnante, che è quella del ricercatore. Grazie davvero di cuore. Pausa per la pubblicità, linea alla regia, a tra poco. Prorogata la mostra di Salvatore Rizzuti al Museo della Ceramica di Burgio. La mostra di scultura Le 1000 forme dell'anima dell'artista Salvatore Rizzuti, esposta presso il MUCEB, il Museo della Ceramica di Burgio, sarà prorogata fino al prossimo 15 settembre. Ad annunciarlo è il curatore della mostra, professor Vito Ferrandelli, e il sindaco ingegner Vincenzo Galifi. Nelle sale del MUCEB dal novembre del 2022 sono esposte infatti 38 opere in legno, terracotta e bronzo di medie e grandi dimensioni. A corredo della mostra un elegante catalogo edito dall'Istituto Poligrafico Europeo. Nell'iniziativa a supporto della stessa mostra si segnala una brochure che ha segnato l'inizio di una stretta collaborazione tra i musei civici di Burgio e di Caltabellotta. Salvatore Rizzuti, già docente di scultura presso l'Accademia Belle Arti di Palermo, è un artista intimamente connesso alla memoria ancestrale del suo paese natio, Caltabellotta, luogo evocativo dell'università di mito e di simbolo. La mostra si può visitare dal martedì alla domenica, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19. Sono veramente felice di annunciare alla comunità culturale che la mostra dello scultore Salvatore Rizzuti, Le 1000 forme dell'anima, sarà prorogata fino al 15 di settembre. Il turista avrà modo di visitare e di veder dialogare queste preziose statue dell'artista Rizzuti con le antiche ceramiche delle botteghe burgitane. Nel suo modo di intendere e fare cultura sono coniugate e convivono in stretto connubio tradizione e contemporaneità, entrambe fondamentali per rappresentare quella bellezza ideale che, elevando le suggestioni del luogo, permette all'artista di emozionarsi e di emozionare. Vediamo adesso un servizio sul concerto di Vasco Rossi al Barbera di Palermo.
Non sono bastati il caldo e il sole cocente in un'estate che è esplosa a Palermo a fermare i 35.000 spettatori giunti allo stadio Barbera per assistere alla prima delle 2 date del concerto del rocker Emiliano Vasco Rossi. In barba alle ordinanze comunali non si è verificato nessun problema logistico. Alle 21:15, dopo ore di attesa, giorni per i fan più accaniti, le luci del palco hanno dato il via ad uno spettacolo di puro rock. Fin dalle prime note il concerto di Vasco Rossi ha dato inizio a quello che oltre un concerto è un rito collettivo nel quale il comandante si è messo a nudo con una delle frasi più iconiche: "Guardami in faccia quando mi parli", una ballad, una delle più emozionanti del suo repertorio, "Dillo alla luna". Un viaggio nella musica e nella vita del cantante, quello proposto, un susseguirsi di brani che è anche una dichiarazione di intenti. In "C'è chi dice no" Vasco ribadisce la sua resistenza, il suo essere non un sopravvissuto ma un supervissuto. C'è chi dice uno spettacolo intenso tra emozioni e provocazioni e il pubblico lì a urlare e gioire in una catarsi collettiva. "Palermo, divertiti", urla Vasco Rossi tra un'esibizione e l'altra, in una scaletta veloce che non lascia spazio a ripensamenti. Con brani che attraversano il cuore di ognuna delle persone presenti sul prato e sugli spalti, come ogni volta, Canzone e ancora il medley 2023 capeggiato da Come nelle favole, insieme ai capolavori di Selli, Siamo solo noi e Vita spericolata. A mezzanotte la chiusura, come la tradizione, è affidata ad Alba Chiara, un pezzo senza tempo che mette 4 generazioni tutte d'accordo in un'esplosione di fuochi d'artificio e applausi. Non è un addio, ma un arrivederci a stasera per la seconda data. Siamo allo sport e veniamo alla grande beffa di ieri sera che ha condannato l'Italia Under 21, una partita, come si dice, rubata. C'è rabbia naturalmente per il gol non assegnato agli azzurri e poi il rigore non dato e il vantaggio francese viziato da un precedente fallo che l'arbitro olandese non ha voluto punire. Una partita farsa, insomma, senza il VAR, che avrebbe corretto i gravi errori tutti a danno dell'Italia. È inaccettabile, vista l'importanza del torneo, escludere la tecnologia. Né tecnologia né arbitro all'altezza hanno così portato ad un risultato falso, ma con i 3 punti purtroppo assegnati alla Francia. Bene, era questa l'ultima notizia, grazie per la vostra attenzione e arrivederci.